questura di Belluno che insieme ai colleghi del commissariato di Conegliano hanno arrestato un 28enne a Follina. Il ringraziamento della sindaca, la sicurezza dei cittadini una priorità. Sabato sera da Incubo, ladri in azione da Mogliano a Zero Branco passando per Preganziola. Cristian Demma di furti in corso alle vittime, denunciate sempre. E polemica sul video pubblicato da Ilaria Cucchi che mostra gli ultimi istanti di vita del migrante ucciso a colpi di pistola da un agente della Polfera Verona, illegale del poliziotto, gravi inesattezze. Ieri era stata sottoposta ad un quarto intervento chirurgico al Cafoncello. Nel pomeriggio la sciatrice americana Lindsay Vonn è rientrata in Colorado. I peluche ricevuti donati ai bimbi della pediatria. Cortina festeggia il secondo oro olimpico di Federica Brignone nel gigante. Intanto la Perla delle Dolomiti registra una domenica da tutto esaurito. Effetto Olimpiadi nella Marca Trevigiana, 7 atleti su 10 indossano calzature o attrezzature prodotte nel distretto dello Sport System e ora si studiano anche nuovi pacchetti turistici dedicati ai team sportivi. A Maser, grande festa per i 70 anni di matrimonio di Elisa e Alessandro Bandiera. Siete i testimoni della trasformazione della nostra società, le parole della sindaca Benedosso. Buonasera, buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito, la cronaca con l'operazione antidroga della questura di Belluno che insieme ai colleghi del commissariato di Conegliano hanno arrestato un 28enne che viveva a Follina, ha sequestrato diverso materiale. Il ringraziamento alle forze dell'ordine della sindaca di Follina che dice la sicurezza dei cittadini è una priorità. L'operazione coordinata dalla Procura di Belluno è scattata la notte di martedì scorso. Impegnati gli uomini della squadra mobile della questura bellunese insieme ai colleghi di Bolzano, Rovigo, Treviso e Padova con l'impiego dell'unità cinofila. Diverse le perquisizioni eseguite alla ricerca di soggetti ritenuti responsabili di spaccio di droga e di rifornire le piazze della provincia di Belluno. Nell'abitazione di Follina di un 28enne di origini marocchine con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, ritenuto un possibile fornitore, gli agenti hanno recuperato 815 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 1.000 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Al momento della perquisizione in casa c'era anche la compagna dell'uomo, una 24enne di Vittorio Veneto, indagata perché trovata in possesso di 30 grammi di cocaina e diverse banconote per un totale di circa 800 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, così come il cellulare del 28enne che sarà analizzato alla ricerca di altri possibili elementi utili alle indagini. Dopo l'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Alle forze dell'ordine arrivano i ringraziamenti della prima cittadina di Follina. Desidero esprimere piena fiducia nell'operato di tutte le forze dell'ordine impegnate nel contrasto allo spaccio e alla criminalità. La sicurezza dei cittadini è una priorità e come amministrazione comunale rimaniamo a disposizione per collaborare con le autorità competenti per la tutela e la sicurezza, ma soprattutto la serenità della nostra comunità. Grave incidente a Semonso del Grappa dove un pilota tedesco di 66 anni di parapendio è precipitato da un'altezza di 6 metri durante il lancio dal decollo Tappeti. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del SUME e dai tecnici del soccorso alpino. Raggiunto da squadra a terra con medico e infermiere, il ferito è stato recuperato dall'elicottero di Padova con un verricello, come vedete nelle immagini, e trasportato in ospedale. Lamentava un dolore alla schiena, non sarebbe in pericolo di vita. Notte di furti nell'area del Moglianese, ma anche a Zero Branco, abitazioni visitate dai ladri e messe a soqquadro. Cristian Demma di furti in corso raccomanda alle vittime di denunciare sempre. Sabato notte di furti nell'area del Moglianese. I ladri hanno preso di mira la zona e hanno colpito in 3 circostanze, prima in via Bacchina, poi qualche chilometro più avanti in via Marocchesa e infine a Zero Branco, dove hanno messo a soqquadro una casa. Ogni sera sentiamo nell'Interland della provincia di Treviso un furto o più di un furto per tante città e tanti paesi. Non abbiamo neanche più la sicurezza di mettere le ultime cose che abbiamo ancora in casa in cassaforte, perché abbiamo visto situazioni dove hanno usato piccone, dove hanno usato martelli, mazze e dove hanno usato anche flessibili. Quindi ormai anche lì abbiamo la paura di tenere anche le poche cose nelle cassaforti. Dobbiamo assolutamente iniziare a denunciare i furti, i tentati furti e qualsiasi cosa.
In via Bacchina in particolare i residenti raccontano che non si tratta certo della prima volta. I malviventi erano passati anche nei mesi scorsi. Un residente addirittura si era trovato i ladri in giardino tornando a casa e per inseguirlo si era anche ferito ad una mano. Christian Demma dell'associazione Furti in Corso si raccomanda non solo di denunciare sul web avvisando i residenti nei vari gruppi, cosa che succede ormai molto di frequente, ma anche di avvisare le forze dell'ordine senza paura. Anche ieri l'altro proprio a Roncade c'era questo continuo tantama tra messaggi, tra amici, tra chat e via, dove vedevamo i ladri, sentivamo che passavano i ladri nei giardini e quindi c'era questa tensione di ansia. Io in realtà tutti i giorni ormai ho in negozio gente che mi viene a parlare di un tentato furto, ma che poi non viene fatta denuncia, non viene chiamati i carabinieri, non viene neanche scritto ormai sui social, perché c'è proprio paura continua che i ladri possano tornare a vendicarsi. Non dovete avere questa paura, perché uniti possiamo sconfiggere questo grave dramma. E anche chi non ha la possibilità di recarsi per problemi di salute presso una stazione dei carabinieri è tutelato, perché le forze dell'ordine possono venire direttamente a casa a raccogliere il verbale. Abbiamo avuto anche l'ok nella giornata e nella convention di Furti in Corso dal questore e dal comandante provinciale dei carabinieri che in tantissimi casi dove le signore un po' più anziane, le famiglie un po' più anziane non hanno modo di recarsi negli uffici a sporgere querela di parte, possono chiamare e far venire una pattuglia a casa. Una detenuta italiana di 32 anni si è tolta la vita impiccandosi la scorsa notte nella sua cella del carcere di Venezia, la Giudecca. Soccorsa ancora in vita, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118 intervenuta, ma è deceduta poco dopo. Si tratta dell'8° caso di suicidio in carcere. Si tratta di un sistema penitenziario che oltre alla libertà evidentemente toglie ogni speranza. Urge una svolta. Il commento di Gennarino De Fazio, segretario della UILPA, Polizia Penitenziaria. E scoppia la polemica dopo il video shock pubblicato sul suo profilo Instagram da Ilaria Cucchi. Nelle immagini si vedono gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria a Verona. Nel video si nota l'uomo ormai a terra agonizzante mentre l'agente chiede l'intervento di un'ambulanza. Il migrante in mano ha ancora il coltello con il quale avrebbe minacciato gli agenti, innescandone poi la reazione. Il post si conclude con il commento, eccolo, di Ilaria Cucchi: questa non è Minneapolis ma Verona. A stretto giro le dichiarazioni dell'avvocato Matteo Fiorio, difensore dell'agente della polizia ferroviaria indagato per omicidio colposo, che parla di gravi inesattezze e falsità sulla ricostruzione dei fatti. Abusivismo e contraffazione minacciano gli artigiani, chiediamo tolleranza zero, l'appello del presidente di Confartigianato Sartori. Non solo la congiuntura economica, l'incertezza legata alle crisi internazionali, a minacciare la tenuta del comparto artigianale anche la concorrenza sleale rappresentata da abusivismo e contraffazione. Per quanto riguarda il primo aspetto sono oltre 8.600 le imprese artigiane colpite, il 39,5% del totale. I settori maggiormente coinvolti, quello del comparto edile e dei servizi alla persona, acconciatura ed estetista. Su 100 imprese regolari ce ne sono almeno 23 che non sono regolari naturalmente e quindi non le possiamo chiamare imprese, ma ce ne sono 23 che lavorano a casa in nero. E la cosa sta prendendo una piega come fosse una cosa normale, che ci sono soggetti che lavorano in nero a casa senza nessuna come dire, licenza, eccetera, e addirittura fanno la pubblicità su Facebook o su Instagram. Per quanto riguarda la contraffazione, a farne le spese soprattutto il settore moda, con la marca che detiene un primato negativo. Treviso è la prima provincia, diciamo così, per il mercato della contraffazione. Dati confermati dal boom di sequestri dal 2023 ad oggi. Nel periodo 2012-2014, parlando di contraffazione, sono stati sequestrati merci per 700.000 euro. Questo è un dato certo, ma la sensazione è che questo sia sostanzialmente la punta dell'iceberg. C'è poi un altro aspetto da non trascurare quando si parla di contraffazione. Potrebbe annidjarsi anche, non dico un modello di schiavismo, ma di manodopera, di sfruttamento della manovalanza. Chiediamo tolleranza zero sia per l'abusivismo che per la contraffazione che sottraggono lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo Stato. Conclude Sartori che invoca maggiori controlli e poi lancia un appello ai sindaci. Attenzione che i primi controllori del territorio e delle imprese che insistono nel territorio siete voi.
Si è spento oggi all'età di 73 anni Bruno Cipolla, il mitico timoniere che nel 1968, a soli 15 anni, vinse l'oro olimpico nel 2 con in un team tutto trevigiano, del glorioso dopolavoro ferroviario insieme a Renzo Sambo e Primo Baran. Lui, che giovanissimo aveva condotto l'imbarcazione azzurra sul podio, un successo arrivato dopo estenuanti allenamenti lungo il Sile. In questi ultimi anni si divertiva a fare da timoniere alle gare master come anche a quelle universitarie. A proposito di Olimpiadi, Lindsey Vonn lascia il Cafoncello e torna in Colorado, dove subirà altri interventi chirurgici. L'ultimo bellissimo gesto è stato quello di donare tutti i pupazzi ricevuti in questi giorni di ricovero ai bimbi del reparto della pediatria. Ad una settimana dal suo terribile incidente sull'Olimpia delle Tofane e dopo 4 operazioni, Lindsey Vonn lascia l'ospedale di Treviso e torna a casa in Colorado, dove sarà sottoposta ad altri interventi chirurgici da parte del suo staff medico personale. Nelle scorse ore per la campionessa 41enne si era parlato anche di un intervento in una clinica milanese, voce però che non ha trovato conferma. Lindsey, ricoverata in terapia intensiva dall'8 febbraio scorso, ha invece lasciato nel primo pomeriggio il Cafoncello e lì trasportata con un mezzo privato fino a Milano, da dove si sarebbe poi imbarcata, sempre con un mezzo privato, per gli Stati Uniti. Una paziente modello l'hanno definita i medici che l'hanno avuta in cura durante tutta la degenza in terapia intensiva. Nel frattempo sul web l'ultimo post dell'atleta, quello dove invita a non essere tristi per lei, ha raccolto oltre 300.000 consensi. Lindsey ribadisce che era in un grande stato di forma e che era consapevole dei rischi che stava correndo nel lanciarsi oltre il cancelletto di partenza, ma come bene scrive, dice, nulla è garantito nella vita. Ad inseguire i propri sogni si può cadere, ma se non ci provi mai non lo saprai mai. Quindi, per favore, non siate tristi per me. Anche cadere è valsa la pena. Quando chiudo gli occhi di notte non ho rimpianti e rimane tutto l'amore che provo per lo sci. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare ancora una volta sulla cima della montagna e lo farò. Molto bello anche l'ultimo gesto della campionessa, che ha donato tutti i pupazzi ricevuti in questi giorni da tutto il mondo ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico. In una domenica che vede Cortina presa d'assalto arriva il secondo oro olimpico di Federica Brignone. Intanto continua il lavoro delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza sui giochi invernali. Federica Brignone fa il bis olimpico, dopo l'oro conquistato in Super G arriva il podio anche in gigante, a Cortina esplode la festa azzurra. Un'altra giornata storica per la Perla delle Dolomiti, ma possiamo dire per lo sport bellunese grazie alle medaglie conquistate nella staffetta maschile di fondo da Elia Barp di Falcade, bronzo, e da Lisa Vittozzi di Pieve di Cadore, oro nel biathlon inseguimento. Una domenica da incorniciare dentro e fuori le piste, con una Cortina da tutto esaurito e Corso Italia preso d'assalto da chi è arrivato qui per seguire le gare, per una sciata o semplicemente per respirare l'atmosfera olimpica. E così anche le polemiche che stanno accompagnando queste giornate vengono messe da parte. Al termine delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi potremo fare un bilancio, valutare i pro e i contro, ma guardando semplicemente questa meravigliosa piazza credo che i pro siano nettamente superiori ai contro. A garantire la sicurezza delle Olimpiadi un importante dispiegamento di forze dell'ordine. Sabato entrate tempestivamente in azione quando è scattato un allarme bomba per una valigetta abbandonata dietro al campanile della chiesa. Sul posto sono arrivati gli artificieri della polizia con l'unità cinofila, che hanno poi appurato trattarsi di una borsa con all'interno gli effetti personali di un turista. Nelle ultime ore i carabinieri della compagnia di Cortina hanno denunciato un uomo originario della provincia di Enna per aver rubato all'interno di un locale alcuni indumenti della divisa ufficiale dei volontari di Fondazione Milano Cortina 2026. Ma l'episodio più significativo è accaduto sabato pomeriggio, quando alcuni militari giunti in rinforzo dalla provincia di Salerno, mentre facevano rientro in caserma, sono stati attirati dalle grida di un uomo con un braccio e un bambino sul ciglio della strada. I carabinieri hanno raggiunto un vicino B&B dove hanno trovato una donna di origini danesi priva di sensi. Guidati telefonicamente dal personale medico del 118, le hanno praticato le prime manovre di soccorso fino all'arrivo dei sanitari del SUEM, che l'hanno trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore. E
E l'effetto Olimpiadi si sente anche nella Marca trevigiana. 7 atleti su 10 indossano calzature o attrezzature prodotte nel distretto dello Sport System e nei giorni dei giochi si studiano anche nuovi pacchetti turistici dedicati ai team sportivi. L'indotto del mondo dello Sport System che insiste in una piccola parte della provincia di Treviso, quindi non in tutta la destinazione, quindi ancora più importante, ha avuto a dati 2024 3,2 miliardi di euro di fatturato, 579 aziende più filiali e 7.800 addetti. Di conseguenza è uno dei punti sui quali bisogna spingere assolutamente. Accelerare la parola d'ordine per il sistema Treviso, e non potrebbe essere altrimenti nei giorni delle Olimpiadi. Con il 70% degli atleti, questo è il dato forse principale, che indossa calzature o comunque abbigliamento tecnico, attrezzature prodotti nel distretto dello Sport System. Cortina Montebelluna Treviso, la direttrice che non è solo geografica, in tempi in cui i settori sono interconnessi, industria, sport e turismo non sono stati mai così vicini. Per Giulia Casagrande, presidente della fondazione DMO Marca Treviso, i grandi eventi faranno sempre più la differenza. Un altro dato che posso dare è che riguarda invece più o meno la spesa pro capite di chi si muove sul territorio per venire ad assistere agli eventi sportivi, è che l'indotto è di circa 500 euro per persona a notte, che quindi viene diviso sul pernottamenti, alloggi, ristoranti e shopping, e fino a 5.000 se in qualche maniera i match sono di natura internazionale oltre un certo chilometraggio. Questo significa lavorare anche con le squadre e i team sportivi, offrendo pacchetti dedicati esperienziali direttamente sul territorio. È un turismo medio alto spendente, sì, perché immaginatevi comunque se qualcuno sceglie di venire su un territorio lo fa investendoci, quindi non viene in toccata e fuga, ma viene per vedere quello che c'è, e noi siamo pronti ad offrire sempre più esperienze. Intanto dalla BIT di Milano la fondazione DMO Marca Treviso ha anche lanciato il nuovo marchio per competere sul mercato internazionale. Nel gergo si chiama Brand Identity e ora si spera nell'effetto Olimpiadi. Voltiamo pagina. Alcuni pesci morti sono stati ritrovati questa mattina da alcuni cittadini nel canale Vecchia Postumia, canale che FIPSAS ha l'impegno di manutentare durante le asciutte. Durante il periodo di asciutta, quando l'acqua viene tolta dai canali per fare la manutenzione, la Federazione Pesca Sportiva, la FIPSAS, ha l'obbligo di recuperare i pesci che lì vi abitano, portarli in salvo per poi reintrodurli nuovamente nel canale originario. Ma qualcosa è andato storto nel canale Vecchia Postumia a Ponzano, dove alcuni residenti hanno segnalato alcuni pesci deceduti. Si tratta, spiega il coordinatore, di un incidente di percorso sempre possibile. In realtà noi abbiamo fatto le attività e sono state impiegate tra sabato e lunedì 38 persone. Sicuramente sì, è capitato magari che c'è qualche pesce che è rimasto indietro, ma non è una moria, si possono contare i pesci. Che può succedere, che capita che rimangono indietro magari in qualche buca dove non si vedono, quello è. In quella zona, tra l'altro, vige il divieto di pesca, in quanto utilizzato per la crescita del pesce. È un canale che viene utilizzato per nursery, per l'accrescimento del pesce. Quando va in asciutta ogni anno, perché è un canale comunque che prende acqua dal consorzio, e quando va in asciutto noi provvediamo a fare i recuperi, come li abbiamo sempre fatti. Incidenti che possono capitare, specie quando il canale non è del tutto accessibile. Può capitare sicuramente qualche pesce che rimane magari incastrato sotto qualche ponte dove non c'è accessibilità, perché ci sono tanti tratti che sono intubati. Quindi poi quando si asciuga completamente purtroppo qualcosa c'è. Io sinceramente ho appena mandato anche le guardie a controllare. Situazione sotto controllo quindi, e bonifiche che continueranno anche la prossima settimana. Sabato, domenica, lunedì e martedì prossimo c'è l'asciutta dell'altro consorzio, il Piavesella, dove anche là abbiamo 50 volontari impegnati. Sono tutte attività comunque coordinate con la Polizia Provinciale, con i consorzi e quant'altro.
Confartigianato ha donato una nuova ambulanza all'ULSS 2, sarà in dotazione al SUEM di Castelfranco. Eccola la nuova ambulanza dal valore di oltre 100.000 euro donata all'ULSS 2, per l'esattezza all'ospedale di Castelfranco, da Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e ANAP Gruppo Treviso. Credo che questi momenti dove l'impegno delle associazioni danno un segno tangibile sul territorio di quella che è l'importanza dell'attività che gli artigiani nel tempo hanno creato. Quindi questo deve essere un mezzo che è per tutti e tutti ne devono usufruire. Agli artigiani il ringraziamento del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che ha parlato di una donazione di speranza. Avere un mezzo in più, un'ambulanza di soccorso, significa dare una risposta ai cittadini che realmente hanno bisogno. Un mezzo che rafforza il sistema dell'emergenza sanitaria nella Marca, che vanta tempi di intervento nella quasi totalità dei casi inferiori ai 18 minuti previsti da normativa per l'arrivo dell'ambulanza. 100.000 ogni anno le chiamate al 118, il 10% di queste cosiddette inappropriate, alle quali verrà data una risposta grazie al numero 116-117, che andrà a diminuire il carico dell'urgenza emergenza. Alla cerimonia di consegna presenti anche Marco Donadelle nella sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo di presidente della provincia di Treviso, e l'assessore regionale alla sanità Gino Gerosa, che nel ringraziare Confartigianato per la donazione ha raccontato di aver ricevuto qualche anno fa la tessera dell'organizzazione, perché ha spiegato: anch'io mi considero un artigiano, mi occupo infatti di aggiustare i cuori. Ogni volta che qualche ente del terzo settore interviene nel sostenere la sanità regionale è un atto di assoluta eccellenza. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, un San Valentino, ieri era la giornata degli innamorati alternativo, per 20 coppie al centro famiglia e per 20 amici single. C'è chi ha festeggiato a lume di candela, mano nella mano o con un bacio a suggellare la festa dell'amore. C'è anche chi ha preferito una location inusuale, come la sala colazioni del centro della famiglia, agghindata a festa, accettando la sfida proposta dagli organizzatori di discutere su temi profondi proposti da bigliettini portati al tavolo. Ma c'è anche chi, da single, ha deciso di riunire amici consimili per una cena in compagnia di totale ispirazione vegetariana. Però molto buono, il posto è molto bello e il menù va benissimo. Non sono vegetariana, però proposte come questa, anche con cibi a chilometro zero, secondo me fanno la differenza. All'agriturismo al Botteniga è stato un Valentino speciale, poche coppie ma tavoli gremiti, tanta voglia di stare insieme apprezzando una cucina che ha dato il meglio di sé, offrendo prodotti a metro zero perché coltivati nei terreni circostanti e senza crudeltà. Questa sera meno coppie, però più persone che si vogliono bene in generale, e quindi fa piacere. L'amore per la natura, l'amore per gli animali, l'amore per tutto quello che ci circonda, e basta, insomma, l'amore non è solo quello per la propria donna, ma è l'amore per tutti quanti, insomma, quindi si festeggia. A proposito di amore, a Maser grande festa per i 70 anni di matrimonio di Elisa e Alessandro Bandiera. Siete i testimoni della trasformazione della nostra società, ha detto la sindaca Benedos. Era l'11 febbraio 1956 quando Elisa Mazzoccato e Alessandro Bandiera, poco più che ventenni, diventano marito e moglie. Una strada lunga 70 anni, percorsa sempre l'uno accanto all'altra, dedicandosi al lavoro e alla cura della famiglia. Elisa e Alessandro hanno dedicato la vita all'azienda agricola, sono poi arrivati 3 figli e ora a festeggiare questo importante anniversario anche i 5 nipoti e i 5 pronipoti. Prima la messa nella chiesa di Maser, poi il pranzo con i familiari e gli amici. Alessandro porta in testa il cappello d'alpino, altro suo grande amore. Lui, con i suoi 93 anni, è il più anziano alpino della Madonna della Salute. A portare gli auguri di tutta la comunità anche la sindaca Claudia Benedos. Voi siete testimoni davvero di questa trasformazione. Sarebbe bello sentir raccontare, ecco, com'era la vita 60 anni fa, 70,
e come è adesso, povera. Quindi io vi ringrazio perché voi siete anche la generazione che ha lavorato tanto e che ha contribuito proprio allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità. E se si chiede quale sia il segreto per arrivare a 70 anni di matrimonio, è Elisa a rispondere così. Portare pazienza e sopportarsi uno con l'altro. Solari, grandi lavoratori legati alla loro famiglia, Elisa e Alessandro sono pronti a continuare questo cammino iniziato 70 anni fa, sempre mano nella mano. Evviva i sposi! Un'edizione record, la Montebelluna in Rosa 2025, dopo aver superato se stessa per la partecipazione, firma ora un risultato storico, 20.800 euro raccolti, portando il totale delle 7 edizioni a sfiorare quota 100.000 euro. I risultati sono stati presentati nel corso di una cerimonia nella sede Lilt di Montebelluna, durante la quale è stato inaugurato il nuovo ambulatorio ginecologico. Consegnata infine anche una vettura destinata al trasporto quotidiano dei pazienti oncologici e radiologici verso le strutture ospedaliere del territorio, rispondendo ad una esigenza concreta e diffusa. Torna a Santa Lucia di Piave la Fiera Benessere in Bio, ormai giunta alla 9ª edizione con migliaia di visitatori all'attivo. Ci sono tante novità, nel senso che abbiamo ampliato anche gli spazi e le idee, abbiamo deciso di dare un occhio di riguardo ancora di più al discorso del vegano, quindi abbiamo pensato di avere degli espositori soprattutto per il food esclusivi sul vegano. Non una moda ma uno stile di vita in una società che cambia velocemente, usi e consumi. La Fiera Benessere in Bio di Santa Lucia di Piave, giunta alla 9ª edizione, diventata tra le principali in Italia, rilancia e accelera sul vegan. E non solo porteranno appunto il mangiare, ma terranno anche dei talk, dei laboratori, perché faranno da mangiare sia in base anche alla stagionalità che appunto a questo stile di vita. Ma ci sarà spazio per tutto il bio, ormai una galassia in espansione con numerose aziende e decine di operatori anche nella marca trevigiana. Alla fiera, prodotti, laboratori creativi, momenti di confronto. Quest'anno abbiamo implementato ulteriormente i convegni, ne abbiamo oltre 10 di tutti i tipi, si va dalla spiritualità al food, alle ricette vegane, alla nutrizione, l'iridologia, quindi dalla spiritualità al cibo. E poi lo spettacolo con Acqualta Teatro, tra gnomi e folletti, insomma una fiera orgogliosamente green, ormai meta di migliaia di visitatori da tutta Italia. Si parte il 21 febbraio per l'intero weekend. È tutto intorno a noi, cioè noi stiamo aumentando e aprendo di più lo sguardo perché è uno stile di vita che stiamo abbracciando in sempre più persone. Uno viene anche, si rilassa, guarda delle cose, ottiene spunti nuovi, fa acquisti intelligenti, ecosostenibili appunto, che fanno bene. Uno stand immersivo che potrà suscitare stupore ma anche curiosità, succede in centro a Belluno, al Parco Bologna. Ci spiega Muoviti, respira, vivi, cos'è e cosa serve? Il messaggio in qualche modo è chiaro, è collegato al contesto olimpico, un contesto nel quale si respira in maniera a volte anche impegnativa e affannosa, si vive il massimo del livello della propria performance e della propria esistenza, basta guardare le facce dei ragazzi che fanno le gare per capirlo, e ci si muove ovviamente, ci si muove a un livello professionale straordinario. Questo messaggio però è per tutti, perché ognuno di noi è chiamato a mettere in campo stili di vita utili per la propria salute, quelli che si chiamano stili di vita salutari. Muoviti, respira, vivi. È quello che leggeranno le persone che entreranno a Belluno nel Parco Bologna, trovandovi questo padiglione mobile attrezzato in 2 locali molto diversi. Lo scopo è quello di educare il cittadino a stili di vita migliori, più sani, aumentando la consapevolezza delle cose che fanno bene e di quelle che danneggiano l'organismo, a partire da, anche se può sembrare banale, un uso corretto delle creme solari, perché per esempio la neve che in questi giorni ricopre le nostre montagne riflette molto di più dell'acqua del mare e diventa facile scottarsi. Ha la funzione di proporsi alla popolazione che transita per questo parco nel cuore della città olimpica, Belluno, dopo il primo passaggio a Venezia e l'ultimo passaggio a Verona, altra città olimpica, per raccomandare quelli che sono i contenuti di queste 3 parole,
ma anche i contenuti più espliciti interni a questo laboratorio immersivo. Grande festa e grande successo per la parata dei carri allegorici a Vittorio Veneto, che nel pomeriggio alle 14:30 ha animato il centro cittadino con la tradizionale sfilata preceduta dall'esibizione di vari gruppi di danza e maggiorette. Vedete meravigliosi i carri allegorici che hanno sfilato tra le vie del centro e tantissimi i presenti. Sfilata anche a Roncade, dove si celebra la 38esima edizione del Carnevale roncadese in notturna a partire dalle 20:30. Feste che naturalmente sono il preludio alla sfilata dei carri di Martedì Grasso a Treviso, che chiuderà questo Carnevale 2026, sfilata che Antena 3, ve lo ricordiamo, seguirà in diretta martedì a partire dalle 14. In un tempo dove si discute di autonomia e di ritorno delle province, fa pensare come il riordino degli enti locali sia un tema che non cambia con i tempi. La dimostrazione la vediamo nei nostri servizi storici, come quello che vi proponiamo questa sera, che ci riporta ad un convegno organizzato dal Partito Socialista al Palazzo dei 300. Parliamo di 35 anni fa. Come si sta applicando la riforma degli enti locali? Come una struttura notoriamente macchinosa come quella pubblica sta assorbendo quello che è soprattutto un tentativo di modernizzazione? E in che modo la nostra provincia si sta apprestando a dare vita con Venezia e Padova ad un'area metropolitana destinata ad essere centrale nel contesto mitteleuropeo? A queste domande si è cercato di rispondere ieri al Palazzo dei 300 di Treviso nel corso del convegno organizzato dal Partito Socialista Trevigiano per discutere sulla riforma degli enti locali. Alla presenza dei principali esponenti del partito a livello provinciale, perlomeno nella sua parte maggioritaria, dal sottosegretario al Tesoro Maurizio Sacconi al neosegretario Federico Sutto, particolarmente interessante è stato il contributo di Giusy Laganga, responsabile per gli enti locali nella direzione nazionale del PSI. La riforma, è stato il suo giudizio, ha già portato ad una sollecita approvazione degli esecutivi. Adesso un punto decisivo è quello della formulazione degli statuti. Lo statuto è una cosa importante perché ogni comune si può dare uno statuto proprio, distinguendosi quindi dagli altri comuni e consentendo a ogni amministrazione di avere delle sue regole non rigidamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Questa è una conquista, è la prima volta che l'Italia supera la regola dell'assoluta uniformità amministrativa dalle Alpi fino alla Sicilia. Dopo questa seconda fase si potrà dare un primo bilancio della riforma che probabilmente rivelerà qualche manchevolezza, ma che nell'insieme è sicuramente una modernizzazione delle strutture amministrative italiane che era necessaria, anzi che arriva un po' in ritardo. Non sono mancate pure accuse alla DC, vittima delle proprie lentezze decisionali, e rispetto al panorama politico di casa nostra, i recenti accordi tra DC e PC sono un esempio, secondo i socialisti, di scelte innaturali ed incoerenti, frutto di anacronistiche visioni della politica. Un ultimo aggiornamento di cronaca con un incidente stradale accaduto nel pomeriggio. Siamo a Maserata sul Piave in via 4 novembre dove le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per quest'auto che è finita in un fossato. La squadra operativa provinciale ha subito attivato la squadra del comando di Treviso che è intervenuta con un APS per un totale di 5 operatori. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere del suo abitacolo utilizzando anche divaricatori e cesoie idrauliche. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. E con questa ultima notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alla sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e ancora buona domenica.